un momento storico questo per i gremi di Sassari. Noi rappresentiamo in questo momento i 9 gremi che partecipano i gremi di candeliere, diciamo, no? Che fanno parte dell'Intergremio. Quindi abbiamo voluto approfittare di questo momento, insomma, grazie all'invito fattoci dal dottor Cassano, il quale ci teneva tanto che noi partecipassimo a questa manifestazione. La nostra presenza è stata anche voluta da tutti noi, solo che noi, siccome rappresentiamo un tipo di religiosità popolare che viene interpretata dai gremi, abbiamo voluto fare una celebrazione eucaristica in una chiesa molto importante di questa città. Quest'anno ricorre i 500 anni da quando le corporazioni, cioè i gremi, hanno formulato il voto alla Madonna Assunta che la nostra città è stata salvata da una terribile pestilenza. Questa pestilenza nel 1504 terminò proprio in occasione dell'offerta dei ceri che già si faceva per il 14 agosto. Quindi è stato quello il momento, cioè il primo momento, che i gremi hanno fatto il voto alla Madonna Assunta per questa grazia che ha ottenuto la città. Poi Sassari ha rinnovato altre volte il voto alla Madonna Assunta per determinate situazioni di difficoltà e quindi questo 500° anno vogliamo ricordarlo in maniera importante. Noi abbiamo messo come condizione per la nostra partecipazione che ci fosse questa celebrazione eucaristica, altrimenti non saremmo venuti solo per una fiera commerciale. È un momento storico per i gremi di Sassari, perché sì, anche se in campo nazionale sono stati in diverse parti d'Italia, però fuori dalla patria non erano mai andati, quindi questo è un momento e speriamo che porti bene, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché abbiamo dovuto superare dei momenti di grande difficoltà. Portare in alto la bandiera della nostra città, questo è stato veramente un grande piacere. Io vi devo ringraziare, credo che il ringraziamento sia non solo da parte mia, ma naturalmente dalla ICS, credo da Franco Cassano, ma sicuramente da tutti i sassaresi. Sassari grande, credetemi, grazie anche a tutto l'Intergremio. Bene, noi ci dobbiamo ancora una volta salutare, grazie.